Quasi 100 morti sul lavoro a nord-est a fine novembre 2015, si tratta di 95 vittime per la precisione, una strage che continua a crescere e che fa rilevare un incremento del 13,1% rispetto al 2014, una variazione più che tragica quando si parla di morti sul lavoro e che tradotta in vite umane significa 11 vittime in più rispetto a fine novembre 2014. E questo è l'ultimo bilancio delle morti bianche a nord-est elaborato dagli esperti dell'Osservatorio Sicurezza del lavoro Vega Engineering di Mestre, sulla base di dati INAIL relativi al periodo gennaio-novembre 2015. Ed è il Veneto a contare come sempre il maggior numero di infortuni mortali, con 64 decessi. Un triste primato che porta la regione anche ai primi posti della graduatoria nazionale dopo la Lombardia, con 115 morti, 78 in Campania, 74 in Toscana e 71 nel Lazio. In Trentino Alto Adige intanto le vittime sono 18 e 13 in Friuli Venezia Giulia. Il settore più colpito è quello delle costruzioni, seguito dai trasporti e magazzinaggi e dalle attività manifatturiere. La provincia in cui il rischio di mortalità è più elevato rispetto alla popolazione lavorativa in Triveneto è Rovigo, con un'incidenza di 67,4 contro una media nazionale di 35,7%. Gli stranieri che hanno perso la vita da gennaio a novembre sono stati 21. Le donne decedute sul lavoro nei primi 11 mesi sono state 3, mentre la fascia d'età più colpita a nord-est sono sempre quelle che vanno dai 45 ai 54 anni e dai 55 ai 64.